A Palammias a Bescuglieri, una ida de 2.500 abitantes, è situata in sul versante occidentale della subregione storica de su Montiferru. Si estende in un'area di 120 km quadrados pro un'estensione di 2.500 ettari sa punta massima di su Montiferru è Monte Urtigu che lompede a 1.050 metri e sua saida è situata a 879 metri sopra del suo livello del mare. Salbidda che bisogna all'Accana in sa parte settentrionale è Sinnariolo che si vede finza da questa prospettiva Iscanu e in sa parte meridionale teniamo Santo Lussurzu, Bonarcado, Narabuia e Seneghe. In su 1821 Cuglieri diventa da capoluogo de provincia e in sanno 1859 con su decreto Rattazzi sono state abolite tutte le province della Sardegna, Franco, Tattari e Casteddu e Cuglieri entra proprio in questo periodo a fare parte della provincia di Casteddu in su 1861 anno dell'unità d'Italia Cuglieri tiene 8.000 abitanti. A Dolomano Cuglieri non è a su danno che ha fatto su fuoco. Uno dei solfogos che si scronaca non scontano è questo del 27 di agosto del 1865 che ha toccato la zona della battata tra Cuglieri e Iscanu e si narra che addirittura si poteva leggere a de notte come si fu stata a dire proprio sul fatto che su fuoco ha fatto lughe e danno pure. E poi su un altro fuoco è questo del 1877 e si narra che sono scuglieritanos oramai istraccos di questo fuoco che hanno risultato in domare hanno domandato a Zudu a Nostra Signora de Sunie su barra qua suonato a campanas e in manco 2 ore su fuoco è stato studiato. In tempo più recente è stato un fuoco in su 1994 e a Dolumannu, questo del San Nicolau del 2021, che ha devastato tutto il suo territorio. Testimonias desantropizzazione, della presenza dell'uomo in su territorio di Cuglieri, beste già qualche cosa che si può fare tornare a su neolitico antico, ma vinzas a livello archeologico teniamo altre testimonias come la presenza del 64 nuraghes e doighi tumba de Solmannos. Uno
uno de los sitios archeológicos presentes in territorio di Cuglieri de interesse umano est s'area archeologica de Cornus, chi si agatta dai noghi, noi siamo faidande, manco a 3 km de distanza. Cornus est famada posa battaglia chi si stenta in su 200 bindighi innanzi di Gesù Cristo intre sos sardos punicos ghiados da Amsicora e da su Vizo Iosto contra a su dominio romano a su console romano Tito Manlio Torquato chi abidu poi sul romano Binchidores. Sagata Cornus in su pranu alto de Corchinas e est un'area di interesse archeologico rilevante per questa battaglia, ma vinzas posa presenza di una basilica paleocristiana chi sagata da apostisi de Sagabbu de su periodo romano. In periodo cristiano Cornus è stato vinza sede de su Piscamo. Siamo in compagnia di Marco Antonio Scanu, che è professore storico chilcadore, attualmente è iscritto al suo programma di dottorato in patrimonio e cultura in Università de Lleida in Catalogna. Este intre sul fondatore dell'Assozio Culturale Marafè de Cuglieri e a me da pubblicazione attivo prosu che pertocca da sos studios storici e storia des arte. Marco, qual è l'importanza che Cuglieri ha tenuto in tutto questo secolo? Cuglieri ha tenuto sempre meda importanza, che è un luogo dell'Accana, è un luogo di confine, narramos in italiano. E in oghe sa natura ha fatto cose belle al medas, che teniamo sul monte, teniamo sul mare, e sos terrinos de Cuglieri sono stati sempre meda bonos un po' coltivare, po' sal bestias vinzas. E finzas da sos tempos più antigos, in su territorio di questa ida teniamo più di 60 nuraghes e bisogno medas tumbas, tumbas ipogeicas, saghi narimoso domus de Llanas e finzas sas tumbas de solmannos, tombe dei giganti in italiano. In su tempus in oghe ha passato storia che in su territorio dei Cuglieri bada vinzas un sito archeologico paleocristiano fra sos più importanti del Mediterraneo, che è Columbaris, e sa città più antica de tempos, soprattutto del suo tempo dell'impero romano, sa città de Cornus, che nos ammenta soprattutto della battaglia fra Ansicora, sos punicos sardos Contra sos romanos, che in questo periodo vi fu proprio questa battaglia che ha segnato un poco poi l'incomincio del suo dominio romano in Sardegna. È chiaro che ogni tanto qualcuno si schida e interpreta la storia a sua maniera nazionalistica, però sono fatti meda importanti e chi a sos storicos fagen ischiere che questo luogo hanno visto sempre meda importanti. Columbaris è vistata sa insula episcopalis, su luogo in cui viviano sol piscamos della diocesi antica de Sennafer. Ha tenuto un'importanza manna vinzas a livello ecclesiastico che proprio fu di sede de su Piscamo, come a Molnadu, e poi si è stata a decadenza, però manco Marco in quale tempo, in quale epoca? Su sito è stato abbandonato in su secolo VIII. In su secolo VIII è meda probabile poi un attacco islamico. Comprende due basilicas e un battisterio.
un usitu meda importante che ma da piacere che lo valorizzano poco che merita, che è, ripeto, uno dei siti paleocristiani più importanti del Mediterraneo. Appusti, difatti, Marco, tenemos finza sa possibilità di iere narrare qualche cosa sopra su Casteddu di su Montiferru, Casteddu Ezzu, come si narra in bidda, appusti di su periodo de sedate de mesu, in s'epoca narimoso moderna e su dominio catalano-aragonese, innanti e spagnolo appustisi, quali sono narimoso cosas a pro de importo de ammentare, badenare pure che sino so vaddinde in questo periodo beste finza sa pranta de Zulia che bene di valorizzata e prantata da sos spagnolo, sonaro bene? Sì, narra bene, narimoso che tutto comincia da sa ulteriore valorizzazione di questa idea, comincia da con accatto desi statua de sa Madonna de Sunie. Siamo a fine de su 300 e con sa conquista completa de su Regno de Sardegna, de sos aragonesos, Cuglieri puru è entrata in su giro delle istituzioni del feudos. Una prima istituzione del su 1417 con Guillaume de Montagnans e 3 anni, 4 anni appustisi, sono entrato definitivamente in su feudo sol Satrillas, che lo chiamano Zatrillas, che antento Cuglieri questa terra finalmente a sa fine del 1600. Cuglieri è stato valorizzato meda di questa famiglia che ha impiantato Sosalburel de Zulia, questa attività economica che è diventata tradizionale per questa terra. E non solo, però a metà de su battocchento Sagheggia pure ha attenuto sempre più importanza. Fatto qualche esempio, caso canonicato de Cuglieri, che fa parte della cattedrale de Osa, è stato dato a gente meda importante, aragonesos o catalanos, per esempio a Blasi de Coloma, che fu di frade del suo segretario personale del re cattolico Ferdinando Isabella. Un altro uomo de Gheggia meda importante è stato Pedro de Sena, che a pustisi è stato detentore, insomma, titolare del suo canonicato de Cuglieri, e a pustisi in su 1495 l'hanno elegito Piscamo de Osa. E questo de Sena sono meda importante perché sono suni fiana, sol viscontes de Seddori, de San Luri. In suo tempo Sagheggia ha dato sempre è stata un punto di riferimento. Badenare Marco puru finza sa presenza in su Noigento, de su seminario, beste una continuità finza sa desimportanza che sa Grecia attento in saida de Cuglieri con sa formazione de sospedrisi in tutto sa Sardegna, avuto sa facoltà teologica, sa fondazione este de su 1927, inaugurazione mezzo de su pontificio seminario regionale sardu, e dunque sa commenta il 2 proprio l'importanza de sa Grecia in saida de Cuglieri. Assolutamente, è una cosa che narras tu del suo seminario, è l'ultima tappa di un percorso, di una vicenda storica gloriosa, potremmo narrare, e chi sigidi po su chi spetta da Sagheggia
con la creazione della confraria de su Santo Rosario in sa seconda metà de su Chimbighentoso e l'iniziativa di Giorgio Soggia, che fu di un altro vescovo de Bosa, di fare una chiesa più manna ancora che ha degna di importanza. E questo vraico di una chiesa più manna è durato quasi 100 anni. Finché accanto che in su 1779 è stata consacrata con formas architettonicas totalmente nuovas. Narimoso, Marco, che sa facciata attuale, su prospetto attuale este de sos primos de su Noigentos, naro bene, este neogotico, e poi si è stato un rifacimento, hanno acconzato e hanno tornato a fare questa facciata, forse si qualche anno a Como, forse si una decina di anni fa che Pruso Mancu. Non hanno modificato nulla. La facciata neogotica è del 1903 e è stata progettata da un uguglieridano, il Cavalier Sanna, però si pone a savine di un processo di ricostruzione, potremmo dire in italiano, con internos che ha una caratteristica, sa caratteristica più particolare, più peculiare, potremmo dire in italiano, di questa chiesa sono sos internos in barocchetto piemontese, che pone a mente si stile de Venaria Reale in Torino. Un altro momento, prima ancora della facciata nuova, meda importante è stato l'incoronazione della statua della Madonna in su 1893, un'incoronazione ufficiale po' decreto del suo capitolo Vaticano. Cogliere da questo momento attento ancora più gloriosa fu sul governo del suo Eugenio Cano, che tenne sa tomba intro della basilica, caso piscamo de Bosa viviano a medal bortas in questa idda, che insistiu soprattutto da un'area mezz'ore, e un altro momento molto importante, subito appustisi della facciata nuova, è stato su decreto de Basilica Romana Minore, e questo è del 1909. E come idimos vinzas a pustisi di questa regione che ha provato con Marco, non solo l'aspetto del suo prospetto all'esterno della Basilica di Nostra Signora di Sunie, ma vinzas all'interno che ha bisogno operas che merescono di essere bidas proprio per il suo valore storico e architettonico.
Siamo a intro della Basilica de Nostra Signora de Sunie e siamo sempre in compagnia con Marco Scanu, che nos ha da illustrare un poco la storia finza di questa grecia, di questa basilica. A intro, come si può dire, bisogna finza a testimonianza storica e architettonica di Porto Mannu. Marco, i tenarimo a sopra dell'altare maggiore e tutto su chi vidimos. Sì, dobbiamo cominciare dal gatto di questa statua, vista da nara da su conto tradizionale, acciappata in si spiaggia di Santa Caterina de Pitinnuri, foliata de Sumare, commente in medas atteras tradiziones de statuas agattata in questo modo. Meda probabilmente è una scultura fatta in Francia, a sa fine de su secolo XIV, ed è una statua in pietra pintata, che attento sempre meda devozione, finza accanto da Ponadu in su 1893, è stata incoronata ufficialmente da Sageggia, da su Vaticano. Questa crisi adene medas oggettos de arte, operas de arte, e medas de perditu. In questa occasione della incoronazione ufficiale, tutta Sageggia è stata pintata da Emilio Scherer, un vincitore di Parma, che pintaia da non funi a frescos, funi pinturas a tempera. Sicuramente funi danneggiata in sos annos 50, i baiana problema de piana restaurare Sageggia, e tutto sul stribaglio del Scherer sono stato distruito. Abbiamo progettato un'altra decorazione su pittore guglielidano Pietro Collu, però questa decorazione è stata fatta solo in parte. Difatti noi dimos vinza sul due riquadro che sono di Pietro Collu, sos altri due invece sono stati appostisi. Sì, di Pietro Collu tenimos sol batteros evangelistas in su tamburo de sa cupola e alcune scenas de storia de Sageggia, sagatu de statua e atteras. A proposito di evangelista, tenemos vinza le statuas di Giuseppe Sartorio, che Giuseppe Sartorio è stato un scultore che ha fatto le statuas di Santo Giovanni Evangelista e di Santo Paolo, che potremmo finza albire in noghe. Sì, sa più parte de esos arredos de questa cheggia sono de su noigentos. Va meda tribaglios de Giuseppe Sartorio, crefidos da su arciprete Antonio Giuseppe Angozzi, che è stato s'anima più manna desa basilica de Guglieri. Primo, innanti de questo periodo, tenimos atteras operas de arte, uno Sant'Efisio, che è stato fatto da un scultore napoletano in Casteddu in su 1624. Atteras statuas importanti su Santo Giuseppe de su Settecentos, sas statuas dell'altare del Rosario, che sono napoletanas, scusas puru, e soprattutto torniamo a Sartorio, l'altare di Santa Imbenia
Virgine e Martire Cuglieridana. Chi come idimoso proprio andamoso a bies saltare di Sant'Imbenia, che Sant'Imbenia è legata a una storia particolare, finza sposa interpretazione della lapide, e come idimoso con Marco dei te si tratta. Questo è saltare di Sant'Imbenia, che è una Virgine e Martire Cuglieridana, che tiene tutta una storia narimoso particolare, finza controversa. Marco, chi vu di Sant'Imbenia e qual è questa storia sua? È un'istoria abbastanza complicata. In questi anni siamo in la prima metà del Sescentos. In tutta la Sardegna, soprattutto su titolo de primate de Sardegna, sos arcipiscamos de Casteddu, de Tattari, si facian sa guerra. E sì, in Tattari abbiamo ciappato sol martires Gavino Proto Januario, in Cagliari hanno risposto agattando più di 300 corpos santos. E uno dei figli sul governo in Casteddu de Monsignor de Esquivel è una delle sconcas de esos progettistas, no? de gustas est un tempo de protoarcheologia con finalidades medas políticas. Una de esas personalidades que s'acciappaini ad esegul de esos acciappos in Casteddu, il bistadu Sebastiano Carta. Sebastiano Carta, un intellettuale che ha studiato in Pisa, fu nascido in Sorgono. E in su 1627 il bistadu nominato Piscamu de Osa. In Bosa hanno cominciato a ciappare in Ogheburu martires. Poi vi questa moda, Marco, giusto, che si vediano martires in tottua, in su Sescentos o finza sa questa reliquia, sono postas in duda proprio, che narrano l'autenticità, qual è un luogo? È un fenomeno che comincia da con su Concilio de Trento. Sa Grecia si è rinnovata e su concetto di martirio fu a sosoggiol de gustos homines su simbolo della cristianità, sa testimonianza massima della fede cristiana. Però posu che tocca da Sant'Imbenia è una situazione speciale, diversa, che ha acciappato in sos 5 libri della parrocchia di Scano Montiferru, che giamaini s'aspizzinnas in Benia, e in Benia è scritto proprio con sa N come in sa lapide, primo de acciappare su colpo di Sant'Imbenia. E questo Salvatotto che a Sant'Imbenia è stata acciappata in su 1628. E questo atto del battismo sono della fine del suo Chimbichentos. Quindi sono anteriore se proprio a questa data. Poi Marco Beste, sa Grecia vinza in Sudonodio dedicata a Sant'Imbenia. Sant'Imbenia fu bistata questa femmina, questo personaggio. È stata interrata a intro di una chiesa meda antica intitolata Santo Lussurzu, a San Lussorio, e è una sepoltura speciale. Chi si agatta da Intre Cuglieri e Sinnariolo, all'Acana del Sinnariolo. All'Acana del Sinnariolo, sicuramente l'analisi di questo documento, che questo è proprio un documento, sa lapide sepolcrale. Chi narra se non ammento male, die tertium mi gravita secolo, questa è una interpretazione viva in domino, amen, prosomman. È meda importante l'attributo Famula Dei, che non fa che pensare a una Vergine consacrata.
Serva di Dio di ad essere pruso manco, oppure non si di questa interpretazione pruso... Sì, è una labide del XVI secolo, ma la cosa più importante è che sono specialisti a narrare che è autentica. E questo unito a sul fatto che su nome fu utilizzato in salvidas della diocesi di Osa, l'unarai di Vinzasa Monsignor Angozzi, salva questo caso e lo fa in speciale. In Benia è una cuglieritana doc che bada meda devozione in Said. Difatti si bisogna due ricorrenze, che una è in su mese di Natale, anzi in su mese di Bennazzo, in su mese di Natale incomincia da su tridu in preparazione e poi si veste in su mese di aprile, su 29 e su 30 e noi si fa che sa poltiscione da Cuglieri fino a su Donodio e noi si fa che sa festa. Da su Donodio. A pe, e con su carro e sol boes che trazzano a Santa. Questa confraria de su Galmine, che lea da si statua, che è una statua meda bella, è stata fatta in Roma con una tecnica particolare. La io ho studiata qualche anno fa, è in carton romano, è una tecnica. Tenete un stile meda bello che si ispira a su Liberty. Che io però sottolineare la presenza dell'altare che è completamente fatto da Giuseppe Sartorio. In Malmaru tarsie de mosaico e s'espositorio con sos angelos est in linna. Queste cose che hanno dato Marco sono veramente di interesse, infatti potremmo dire la Santa colcata e poi la Santa, la statua della Santa che viene zutta in Pultiscione, dunque la storia di Sant'Imbegna è di sicuro una storia di devozione manna posaida de Cuglieri.